Quasi tutto pronto per la sesta corsa, una prova a reclamare per cavalli anziani, sono in 9 al via, i favori per Dio che bel, numero 2 Alberto Garruto, stato anche giocato, quota in discesa per l'allievo di Marco e Lorenzo Bortolotti, figlio di Bold Eagle da 6 anni che paga 2,20 al momento a quota fissa. Le alternative: Aspra Mare Ama con il numero 3 Marco Volpato, Eclisse di Casei con il numero 1 Salvatore Valentino, poi Danubio Tav con il numero 8 Roberto Vecchione, le altre quote più alte in grande salita la quota di Count Touch numero 7 che aveva aperto come uno dei più attesi, ora la sua quota è decisamente lievitata. Tutto pronto per il via, l'autostart che inizia a muoversi per raccogliere i concorrenti di questa sesta corsa. All'1 Eclisse di Casei, Salvatore Valentino, 2 Dio che bella Alberto Garruto, 3 Aspra Mare Ama Marco Volpato, 4 Donatello Giorgio Cassani, 5 Vita Peron Manuel Pistone, 6 Dark Angel Fee Sandro Miraglia, 7 Countach Andrea Farolfi, 8 Danubio Tav Roberto Vecchione, 9 Blackfire Horse Antonio Greppi. Allineamento completato, non tocca l'ala con il 6 Dark Angel Fee, gli altri tutti ben allineati, pronti a far partenza. Partiti. È veloce Aspra Mare Ama che prende il comando scavalcando Dio che bel, di fuori Donatello, poi Eclisse di Casei, quindi dalla seconda fila veloce Blackfire Horse che precede Danubio Tav, all'esterno è rimasta Evita Peron, poi ancora Countach, mentre alla retroguardia c'è Dark Angel Fee. 14,6 per i primi 200 metri di gara da parte di Aspra Mare Ama che guida liberamente, la mossa da parte di Evita Peron che aggira il treno esterno. Donatello era rimasto allo scoperto ma non aveva intenzione di rimanere lì, così Giorgio Cassani è ripreso in mano, si è messo quarto in corda ed Evita Peron è risalita. Secondo in corda rimane sempre Dio che bel a precedere Eclisse di Casei, poi appunto Donatello, di fuori Evita Peron con in scia Blackfire Horse e quindi Danubio Tav. 600 iniziali brillanti sul piede dell'1,17 per Aspra Mare Ama che si mantiene in vantaggio a buon ritmo. Sono andati via così i primi 800 metri in 1 minuto e 8 decimi. Con Aspra Mare Ama che continua a guidare, Evita Peron che di fuori non progredisce e si autoesclude. Secondo in corda sempre Dio che bella che precede Eclisse di Casei, poi Donatello, 1,15,6 il primo chilometro con Aspra Mare Ama che continua in vantaggio, ora però è in difficoltà dopo il percorso ale e a 400 al palo è preda di Dio che bella che sposta al suo esterno, la sopravanza, si prepara Eclisse di Casei, i primi 3 un po' avanti a Donatello, con Dio che bella che passa gradualmente nei confronti di Aspra Mare Ama che prova ancora una strenua difesa, poi Eclisse di Casei che viene in mezzo alla pista, cercano di muoversi dal fondo gli altri con lo scatto di Countach e di Danubio Tav, e in vantaggio Dio che bella, 100 dal palo su Eclisse di Casei, Dio che bel nel finale stacca e vince netto su Eclisse di Casei. Al terzo posto finisce Countach 2-1-1, 1-15-2, 37 da arrivare per la vittoria di Dio che bel. Alberto Garruto per il training di Marco e Lorenzo Bortolotti, colori della scuderia Limitless, la vittoria del figlio di Bold Eagle che segue da secondo in corda la scatenata Aspra Mare Ama, alla quale probabilmente si era chiusa la briglia in fase di partenza, e si scatena così. Tutto facile per Dio che bel e Alberto Garruto che portano a casa la sesta corsa dall'Arcoveggio.